Ben ritrovati amici sportivi siciliani con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in diretta sul canale 11 del digitale terrestre, sul canale 823 di Sky, naturalmente su Video Mediterraneo. Una puntata, come del resto tutte le altre, che parla solo ed unicamente di calcio dilettantistico, dalla Serie D sino alla prima categoria. Come tutti ben sanno, ormai è partita anche la rubrica specifica sul calcio a 5, ma questo sarà il Penalty Futsal che andrà in onda a partire dalle 22:15 insieme ad Alessio Patti. Voglio anche ricordare che alle 21, proprio al termine di Penalty, ci sarà invece la sala stampa di Penalty che invece racconterà il calcio professionistico delle siciliane, Catania, Palermo, Agrigento, Messina e Trapani. Parliamo di penalty, parliamo naturalmente di calcio dilettantistico, lo facciamo subito salutando i nostri ospiti che sono già seduti, pronti per chiacchierare con noi. Subito il direttore sportivo della Sicula Leonzio, Davide Mignemi. Buonasera a tutti. Buonasera direttore, come stai? Tutto a posto. Contento oggi, eh? Sì. Abbiamo messo un po' da parte le voci di una crisi che diceva che la Sicula forse aveva un po' frenato la sua ascesa. Non ti risultano queste voci? Assolutamente. Beh, buon per te comunque, buon per voi soprattutto. Mentre invece è molto contento anche Alfio Barbagallo perché la sua stagione è più che positiva. Parliamo del Real Picanello, prima categoria. Sì. Ciao Buonasera, Alfio, salve, buonasera a tutti. Bene, oggi forma, contento. sei ritornata alla grande in questa stagione, complimenti. Grazie tanto. Complimenti. E dobbiamo fare anche i doppi complimenti al presidente della città di Acicatena, Salvo Ponticello, perché oggi hanno battuto addirittura la prima in classifica ed entrano prepotentemente, devo dire, nella zona calda, quella dei playoff. Presidente, buonasera. Buonasera. Complimenti. Sì, oggi è una giornata storica positiva, anche. Sì. Acicatena vuole ritornare nel calcio che conta, Ci stiamo provando, abbiamo fatto un'ottima partita oggi. Benissimo, siamo contenti per voi. Andiamo subito a salutare in postazione naturalmente il nostro Carmelo Puglisi, parleremo con lui di Serie D e dei due gironi importanti di eccellenza. Buonasera a te Ettore e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Tutti hanno detto come mai Carmelo senza cravatta ma con la giacca oggi. Sì, ogni tanto cambiamo. Benissimo. Insomma, un po' come certi attaccanti, non diamo punti di riferimento. Mi piace questa similitudine, complimenti. Invece la bellezza di Jenny ci abbaglia sempre di più. È un punto di riferimento, tra l'altro con il suo look, in questo caso senza giacca e senza cravatta, ma con un abito di Piazza Italia. Buonasera Ettore. Buonasera, ben trovata, complimenti Grazie. per la tua abbronzatura e devo dire anche per la tua miss. Grazie. Perfetto. Ok, allora a questo punto, carissimi, parliamo di calcio di Serie D. Parliamo subito del campionato appunto che vede protagonista il Siracusa, anche se insomma questa partita giocata sabato col Gragnano probabilmente forse ha leggermente ridimensionato la classifica per la squadra di Sotti. Il Carmelo, una battuta veloce. 5 punti iniziano ad essere tanti. Possiamo ancora sperare di... No, il campionato è ancora lungo perché ci sono ancora diverse partite anche importanti, c'è qualche scontro diretto, però il margine comincia a farsi notevole, anche perché oggi ha dato un bel segnale con la vittoria di Reggio Calabria anche la Cavese, certo. Quindi in questo momento qualche campanello d'allarme in chiave primo posto per il Siracusa si è acceso. Benissimo, allora guardiamo e sentiamo i risultati insieme a Jenny, campionato di Serie D, oggi si è giocata una giornata importante, guardiamo i risultati. Reggio Calabria, Cavese 0-2. Noto, Leonfortese 2-0. Città di Scordia, Marsala 1-3. Palmese, Rende 1-0. Gelbiso, Roccella 1-2. Due Torri, Sarnese 0-0. Gragnano, Siracusa 1-1. Frattese, Vibonese 3-0. Agropoli, Vigor Lamezia 1-1, ha riposato Aversa Normanna. Allora sottolineiamo che in classifica abbiamo questa posizione importante della Frattese che vincendo 3-0 praticamente balza in vetta in classifica. Guardiamo la classifica insieme a Jenny. Frattese 48, Cavese 46, Siracusa 43, Reggio Calabria 35, Aversa Normanna, Leonfortese, Sarnese 33, Noto 31,
Vibonese, Due Torri 30, Gragnano 29, Palmese 28, Agropoli 25, Marsala 27, Rende, Roccella 25, Gelbison 22, Scordia 17, Vigor Lamezia 16. Guardiamo adesso il tabellino del prossimo turno, si giocherà naturalmente domenica prossima, domenica 7 febbraio 2016. Eccolo qua già pronto: Rende Agropoli, Sarnese Aversa Normanna, Siracusa Città di Scordia, Roccella Due Torri, Leonfortese Gelbison, Vibonese Gragnano, Cavese Noto, Marsala Palmese ed infine si chiuderà con Vigor Lamezia, Reggio Calabria, riposerà invece la Frattese. Abbiamo parlato del Siracusa, beh, allora guardiamoci il servizio su questo pareggio in casa Gragnano per la squadra di Sottil. Maurizio Coppola deve fare a meno di Udierna, bloccato da un attacco influenzale, e rispolvera il tridente con Carpore e Mascolo alle spalle di Ciro Foggia. Nel Siracusa il tecnico Sottile opera 2 cambi nel settore offensivo rispetto alla partita con la Frattese di domenica scorsa, inserendo Ricciardo e Gallon al posto di Ezea ed Arena. Partita che inizia subito a ritmi sostenuti per gli uomini di Maurizio Coppola. Al 16esimo ottima l'intesa tra Carpore e Mascolo, ma il numero 10 granese in tuffo non riesce ad indirizzare il colpo di testa. Il Graniano carica a testa bassa e un minuto più tardi conquista un calcio di rigore. Grande azione di Capitan Martone che viene steso in area da Barbiero. L'arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto. Dalla battuta si incarica Foggia che spiazza ad Alessandro e sigla l'1-0 per i gialloblu. Ancora Gragnano al 24esimo con Mascolo che colpisce di testa su cross di Gargiulo con la palla che esce di un soffio al lato. Al 30esimo palla al bacio di Martone. Foggia sotto misura devia ma non trova i pali della porta difesa da Alessandro. Il Siracusa prova una timida reazione conquistando una punizione dal limite, ma il destro di Giordano viene ungulato dalla barriera. La grande chance per gli ospiti arriva al 42esimo. Gallon serve Palermo che si incune in aria e calcia. Palo interno con la sfera che attraversa tutta la linea di porta prima che la retroguardia gialloblu riesca a rifugiarsi in calcio d'angolo. Dopo 2 minuti di recupero l'arbitro Meraviglia manda tutti negli spogliatoi. È un primo tempo ben interpretato dal Gragnano che per le occasioni create avrebbe meritato il raddoppio. Ad inizio di presa cambio tra le file del Siracusa con De Zai che sostituisce Gallon. Il numero 19 del Siracusa subito ammonito per una brutta entrata su Martone. 11 minuti la partita di De Zai termina, l'arbitro Meraviglia infatti lo punisce con un secondo giallo per simulazione. Siracusa quindi sotto di un gol di inferiorità numerica. Al 33esimo scontro in aria tra Perinelli e Catania con il direttore di gara che concede il penalty agli ospiti. Savanarola dagli 11 metri non sbaglia e nel parapia susseguente cartellini rossi per Vitiello e Foggia. In una partita controllata piuttosto agevolmente dal Gragnano, ora si ritrova 1-1 ed in 9 contro 10. Allo scadere grande occasione per il Siracusa con Ricciardo che nel cuore dell'area gialloblu si gira ma colpisce debolmente. Nel recupero la palla buona arriva anche per il Gragnano con Leone che dal limite dell'area di sinistro non inquadra la porta avversaria. Termina così dopo 5 minuti di recupero la partita del San Michele. Una gara che i gialloblu hanno ben gestito fino a metà secondo tempo non riuscendo però a portarla a casa. Anzi, rischiando nel finale alla clamorosa beffa. Rieccoci ancora in studio. Beh, devo dire che questo pareggio comunque in casa campana è sempre pesante però per il Siracusa. Carmelo. No, più che pesante è un pareggio importante perché in base a quello che abbiamo visto il Siracusa ha veramente fatto fatica. Le immagini della prima mezz'ora, del primo tempo in genere hanno visto praticamente giocare ad una sola porta e solamente nel secondo tempo poi il Siracusa è riuscito a riorganizzarsi, ha trovato il rigore poi trasformato da Savanarola, insomma non è un momento secondo me semplicissimo per la formazione di Sottile. E la settimana prossima c'è anche la partita contro lo Scordia. C'è la partita lo Scordia da non fallire alla luce del fatto che la Frattese riposa, quindi puoi comunque
comunque rosicchiare 3 punti alla capolista, l'impegno non è dei più proibitivi, oggi lo Scordia ha perso comunque, al di là di quello che è il momento di forma o di salute dello Scordia, la differenza di valori tecnici, fattore Mascara a parte, certo, è talmente ampia che il Siracusa non può non pensare di vincere in casa con lo Scordia domenica prossima. Chiaro. Sentiamo un attimo anche i nostri ospiti. Allora Davide, come vedi questa situazione dello Scordia che oggi, perdendo in casa, insomma, questa classifica piange sempre di più? Ahimè, perché è una siciliana e quindi si fa il tifo sempre per le squadre corregionali. È una sconfitta che brucia perché arriva con una diretta concorrente e soprattutto vedendo lo svantaggio che aumenta non è facile anche a livello psicologico gestire questi momenti. Poi se a questo si aggiunge che domenica vanno a Siracusa, dove in teoria il pronostico è già chiuso. Sembrerebbe chiuso. Sembrerebbe chiuso perché poi le partite si devono giocare. Quindi non è semplice. Non è semplice. Alfio, invece questo Siracusa tu come lo vedi? Battuta d'arresto per alcuni che poteva anche starci, dobbiamo vedere adesso cosa succederà dalla prossima settimana, guarda caso proprio contro lo Scordia. Il campionato non è facile, pensavano quando hanno battuto la Cavese che avevano preso la strada, insomma, per seguire quello che poteva essere il loro obiettivo. In questo momento sono distaccati di 5 punti. Comunque quando i campionati di Serie D, non perché io li abbia mai fatti, ma per memoria storica di qualche mio parente che li ha fatti, quando vai in Campania non è facile. Sono sempre campi molto difficili. Sono campi un po' particolari, un po' caldi e quindi queste sono le cose che poi magari possono incidere per quello che può essere il valore finale di quello che sicuramente da un punto di vista tecnico, con i giocatori che il Siracusa ha dentro, con persone di quel tipo di esperienza, i vari Baiocco, stavano lo stesso che ha vinto l'anno scorso il campionato ad Agragas e quant'altro, sembrava potesse essere la squadra da battere. E invece? In questo momento non è così. Presidente, invece io a lei faccio una domanda. Noto Leonfortese oggi si sono scontrate, ha vinto il Noto 2-0, potrebbe essere una partita che sotto questo punto di vista fa capire che è la Leonfortese il dopo Siracusa, no? Guardando infatti la classifica, se cortesemente Guido Messino la può mandare in onda, la Leonfortese a questo punto è la squadra più a ridosso del Siracusa. Sì, ripeto, Eccola qua la classifica, Presidente. Leonfortese 33 punti, mezzo pensiero per i play-off, però insomma... Comunque se noi vediamo la classifica sono tutte là. Ci sono 5 squadre raggruppate in 3 punti, quindi è un campionato, una classifica per i play-off che è abbastanza aperta. Guardando la classifica, anche se i play-off va ricordato in Serie D, a maggior ragione dopo la riforma dei campionati, no, sono simbolici, diciamo, è un'appendice simbolica. Si tende ai però ripescaggi, guardando la classifica, sia noto che Leonfortese, al di là del risultato di oggi che ha visto vincere meritatamente il Noto in questo scontro diretto fra siciliane, e in realtà ci sono parecchi rimpianti per entrambe. La Leonfortese perché lontano dalle mura amiche lascia troppi punti per strada, come dimostra anche il derby di oggi. Il Noto si è concesso qualche 0-0 di troppo, ha inanellato fiducia e risultati utili, ma qualche pareggio di troppo c'è, avendo avuto forse un po' più di coraggio sia Mirto che Gaspare Cacciola potevano anche fare un campionato ancora più positivo, ancora più d'avanguardia rispetto a quello che stanno facendo. Sono d'accordo. Allora a questo punto vediamoci invece il servizio di Alessandro Fragalà su questa sconfitta in casa da parte del Marsala. Complica la corsa alla salvezza dello Scordia, al Binanti contro il Marsala arriva un'altra sconfitta, 3-1 per i marsalesi al termine di una partita comunque equilibrata, decisa dagli episodi e da un grandissimo gol di Riccobono. Davvero un peccato per lo Scordia che veniva da 3 risultati utili consecutivi e che adesso dovrà seriamente rimboccarsi le maniche per tentare l'impresa, cioè cercare la salvezza, cercare di agganciare la zona play-out. Parte in quarta lo Scordia, ma dopo una fiammata iniziale dei padroni di casa il Marsala prende le redini della partita. La gara è intensa, ma per lo Scordia continuano i problemi.
Dopo 10 minuti di gioco Di Maggio si fa male ed è costretto a lasciare il campo. Al suo posto Serafino inserisce Ascione. In campo domina l'equilibrio e le azioni pericolose almeno in avvio sono davvero poche, fino a quando il Marsala non passa. Minuto numero 15, Riccobono imbecca Manfredi in area di rigore. Controllo e tiro incrociato dell'attaccante che batte Vizzi. Vantaggio marsalese che scuote lo Scordia e infiamma la gara. Passano 2 minuti e i padroni di casa pareggiano. Batti e ribatti al limite dell'area di rigore. Il pallone arriva a Messina che lascia partire un tiro che si insacca all'incrocio dei pali. Botta e risposta immediata tra le due squadre. Gol pregevole che merita di essere rivisto. Non c'è sosta in campo, convitto, servito in profondità, prende la mira e colpisce la traversa con Vizzi battuto. La risposta dello Scordia in questo caso è affidata a Peppe Mascara, altra conclusione dalla distanza che però finisce fuori. Dopo il fuoco la gara si spegne, nel finale di tempo ci prova ancora convitto con un tiro a giro che finisce al lato. Nella ripresa pronti via e Marsala nuovamente in vantaggio. Fa tutto Riccobono, controlla, si alza il pallone e calcia all'incrocio dei pali. Pallone imparabile per Vizzi che non può far nulla. Serafino a questo punto tenta la carta Usmane in campo al posto di Di Maira. Vicino al gol però ci va ancora il Marsala con convitto. Vizzi devia in calcio d'angolo. Il portiere scordiense però non può nulla sul calcio di punizione di Giardina che deviato da un difensore si insacca in porta per il 3-1 marsalese. Notte fonda per lo Scordia che questa partita l'avrebbe dovuta vincere ma che invece si trova sotto di 2 gol alla metà del secondo tempo. Rosso-azzurri che provano a reagire, Mascara di testa sfiora la traversa. Poi un rimpallo su calcio d'angolo per poco non aiuta lo Scordia che però alla mezz'ora rimane in 10 per l'espulsione di Maimone per doppia ammonizione. Episodio che in pratica chiude la partita, nonostante qualche sporadico tentativo dello Scordia. Finisce 3-1. Per gli scordiensi la corsa salvezza si fa sempre più difficile. Vittoria dunque per la squadra del Marsala, bisogna continuare comunque a non mollare. La prima mezz'ora lo Scordia è stata anche incoraggiante per lo Scordia che ha recuperato subito lo svantaggio con il gol di Messina, poi anche i valori tecnici sono usciti fuori perché comunque la specie della cinta in su, il Marsala è un'ottima squadra, un po' più quadrata. Il gol di Riccobono, insomma lì la partita si è compromessa definitivamente. Se rimane unita la squadra, insomma, può ripartire comunque dalla prima mezz'ora di oggi, che da quello che abbiamo visto dalle immagini del servizio di Alessandro non è stata malvagia. Certo, guardiamoci adesso invece e sentiamoci soprattutto le interviste realizzate dopo la partita. Mister, una sconfitta che fa molta rabbia anche perché venivate da un momento molto positivo. Ma sicuramente non siamo felici dopo questa partita, ma sapevamo che era uno scontro abbastanza difficile, complicato e quindi siamo un po' rammaricati perché è una partita che si è decisa con alcuni episodi che non sono stati a nostro favore. Mi dispiace per questo perché i ragazzi hanno dato tantissimo, potevamo rientrare in partita, l'abbiamo fatto più volte, però poi il terzo gol ci ha un po' penalizzati più del dovuto. Diventa adesso sempre più difficile, però l'importante è crederci fino in fondo. Ma guarda, noi ci crediamo, ci siamo prefissati col gruppo di andare avanti e fino a quando la matematica non dice al contrario noi siamo lì a lottare minuto dopo minuto, palla dopo palla. Ancora tutto in gioco, mancano 13 partite, sono sicuro che fino alla fine questa squadra lotterà e tranquillamente accetteremo il verdetto del campo, accetteremo quello che sono state le nostre capacità. Bisognava cancellare la sconfitta dell'andata che bruciava, ci siete riusciti e ci siete riusciti anche bene. Abbiamo fatto una grande partita, sapevamo che la partita era difficile perché lo Scordia dell'ultimo periodo si è dimostrato una squadra tosta. Abbiamo preparato la partita bene sapendo che una vittoria poteva essere fondamentale per non farci tirare nella mischia anche per la retrocessione diretta. Però lo Scordia fino alla fine ci ha dato filo da torcere, però noi oggi abbiamo fatto qualcosa in più, oltre 3 gol, abbiamo preso una traversa, abbiamo sbagliato parecchi gol. Di contro lo Scordia ha fatto un Eurogol con il numero 11 mi sembra. Messina, un bellissimo gol. Ripeto, questi 3 punti per noi sono fondamentali. Salvezza a portata di mano a questo punto. Sì, ma è un campionato strano perché se andiamo a vedere Scordia, Lamezia, squadre che non molla nessuno. Noi ultimamente stiamo mancando un po' in casa perché alla fine poi fuori casa stiamo facendo pure bene, anche come gioco abbiamo pareggiato a Siracusa.
La stranezza è che perdiamo troppi punti in casa e da domenica abbiamo lo scontro diretto con la Palmese, dobbiamo cercare di vincere per tirarci veramente fuori, perché poi abbiamo un altro scontro diretto ad Agropoli. Beh, potrebbe sembrare un po' di depressione la risposta di Serafino, però io credo che la squadra può e deve fare ancora molto di più. Fino a che la matematica lo consentirà, fino a che ci sarà la possibilità, è giusto lottare, è giusto sperare. Certo, la classifica, insomma, è abbastanza chiara e tra parentesi, insomma, la sconfitta casalinga del Gelbison con il Roccella lascia inalterati i valori col terzultimo posto. Certo, probabilmente un pareggio fra la terzultima e la quartultima sarebbe stato più utile per lo Scordia. A questo punto, insomma, ci sono pochi conti da fare. La formazione di Serafino da qui alla fine deve cercare di fare più punti possibile, a partire, se ci si riesce, da domenica dalla sfida del Desimone. E sarà molto molto difficile. Ci dobbiamo fermare perché adesso la nostra Jenny ci lancia subito il primo stacco pubblicitario. Tra poco rientriamo in studio e parleremo del campionato di eccellenza con i 2 gironi importanti siciliani, con la presenza tra l'altro anche di Davide Mignemi che ci racconta questo nuovo cammino 2016 della Leonzio. A te. Sì, Ettore, io nel frattempo volevo ricordare ai nostri telespettatori che ci seguono da casa che possono interagire con noi e i nostri ospiti qui in studio mandando un messaggio su WhatsApp al numero 336 92 07 27. Se hanno magari dei commenti da fare, accettiamo anche gli inviti. Commenti anche su di te. Certo, infatti volevo aggiungere, accettiamo anche gli inviti a cena, No, ma che stiamo facendo questi messaggi? No, parliamo solo di sport. Dai, parliamo solo di sport. Torniamo tra qualche istante, buona pubblicità. Rieccoci ancora in diretta su Video Mediterraneo, canale 823 di Sky e canale 11 del Digitale Terrestre. Vogliamo ricordare che la prossima settimana Penalty si prende una puntata di riposo perché ci sarà per l'occasione il Carnevale di Acireale che noi di Video Mediterraneo seguiremo a partire dalle ore 18, quindi tra le 18 e le 22 non vedrete Penalty, anche perché tra l'altro sia il campionato di prima categoria che il campionato di promozione si ferma, per cui ritorneremo poi chiaramente la domenica successiva e continueremo naturalmente a parlare di calcio dilettantistico. Adesso parola alla nostra Jenny, pronta per i risultati del campionato di eccellenza. San Cataldese, Atletico Campofranco 2-0. Libertas 2010, Cus Palermo 0-2. Raffadali, Dattilo Noir 0-1. Camarat, Gela 1-1. Paceco, Mazzara 1-1. Parmonval, Mussomeli 0-0. Folgore Selinunte, Castelbuono 1-1. Alba Alcamo, Pro Favara 2-3. In classifica sottolineiamo che con questa vittoria insomma, la San Caldese ritorna in vetta solitaria perché il Gela insomma, con questo pareggio contro il Camarat insomma, ha perso la possibilità ancora di essere leader di questo girone. Guardiamo la classifica e poi la commentiamo? Che dici? Perfetto, guardiamo la classifica allora Jenny. San Cataldese 41, Gela Dattilo Noir 39, Paceco 35, Castelbuono 34, Alba Alcamo 31, Folgore Selinunte 29, Mazzara 29, Parmonval 27, Atletico Campofranco 25, Mussomeli 23, Cus Palermo 19, Pro Favara, Raffadali, Camarat 18, Libertas 2010 11. Il prossimo turno sarà, come abbiamo anticipato, domenica prossima, domenica 7 di febbraio. Sarà il seguente: Castelbuono Alba Alcamo, Dattilo Noir
Folgore Selinunte, Campofranco Camarat, Mussomeli Libertas 2010, Gela Paceco, Mazzara Parmonval, Cus Palermo Raffadali, Profavara San Cataldese. Allora, subito con Carmelo e poi vogliamo sentire anche un po' gli ospiti cosa ne pensano di questa situazione tra San Cataldo e Gela. Il risultato oggi oggettivamente a sorpresa, non tanto per il valore del Camarat, perché il Camarat tutto sommato per quelli che sono i suoi valori tecnici ha una classifica abbastanza bugiarda, tanto perché il Gela arrivava dalla vittoria della settimana scorsa. La vittoria nello scontro diretto avrebbe dovuto portare entusiasmo, avrebbe dovuto consolidare quella dimensione di squadra da battere del Gela, invece un Gela che oggi contro il Camarat si è invece riscoperto estremamente fragile. Poi è riuscito a pareggiare con un gol di Campanaro, ha avuto anche le occasioni per vincere, ma la formazione di Bruccoleri esce ridimensionata da questa partita. Invece, abbiamo i gol della invece ha ripreso il passo, vediamo se riusciamo a vedere anche a vedere i gol più avanti. La San Cataldese invece ha ripreso il suo passo. La formazione la formazione rossoverde ha fatto mirabilie, però è riuscito comunque a domare l'Atletico Campofranco e a prendere 3 punti importanti. Tra le inseguitrici bel successo del Dattilo che espugna il campo del Raffadali, mentre rallentano sia il Paceco, che si trova di fronte a un Mazzara che con la vittoria della Coppa Italia sta riuscendo comunque a raddrizzare la stagione, e anche il Castelbuono non è andato oltre il pareggio sul campo della Folgore. Allora vediamo se dopo possiamo vedere i gol della San Cataldese. Nel frattempo vi faccio un giro con i nostri ospiti. Allora, San Cataldese Gela sembrerebbe una gara a 2, però insomma il Dattilo è lì a 39 punti. Zitto zitto, la squadra di Formisano secondo me può dire la sua. Sono due ottime squadre, due grandi piazze come Gela e San Cataldo, abituati a ben alti palcoscenici, con un terzo incomodo che è il Dattilo in questo momento, che sta disputando un campionato all'altezza della situazione. Conosco bene perché l'anno scorso noi il Gela abbiamo avuto un scontro fino all'ultimo, un grandissimo scontro fino all'ultima, fino alle ultime giornate, e so benissimo il calore di Gela, e quindi credo che ancora la lotta è apertissima. 2 punti di vantaggio ancora sono troppo pochi. Abbiamo i gol, ci comunicano che abbiamo i gol, quindi li possiamo anche vedere e commentare insieme ai nostri ospiti. I gol che hanno permesso alla San Cataldese di battere appunto l'Atletico Campofranco per 2-0, a dimostrazione che questa San Cataldese, dopo la battuta di arresto nello scontro col Gela, insomma ha ripreso a correre, quindi credo che comunque potrà dire sicuramente la sua. Questo vuol dire che è una grande squadra, questo vuol dire che è un grande gruppo e che credono veramente nella vittoria del campionato. Perdere lo scontro diretto molte volte può creare anche dei contraccolpi psicologici non da poco, e invece hanno ripreso alla grande. Bene, Alfio, anche tu sei d'accordo che il Gela sicuramente darà filo da torcere alla San Cataldese, però nessuno mi parla del Dattilo, Il Dattilo anche l'anno scorso ha fatto un campionato sempre di vertice. Il Gela da neopromossa, così come l'anno scorso o da ripescata, non ricordo adesso di preciso, forse l'anno prossimo ha vinto i playoff. C'è un progetto lì, ci sono due presidenti che hanno voglia di riportare un attimino il Gela nelle categorie che ha sempre disputato. L'anno scorso pure hanno vinto uno scontro diretto, poi non ce l'hanno fatta, quindi non lo so se può essere o meno. Insomma, le prossime settimane sicuramente si capirà meglio questo equilibrio. Assolutamente sì. Presidente, invece io guardando la classifica vedo che questo Mazzara, insomma, dopo la vittoria di Coppa importante, perché insomma potrebbe essere sempre un'ulteriore possibilità per accedere al campionato interregionale, anche se chiaramente il cammino è un po' più lungo. Questo Mazzara oggi ha pareggiato a Paceco, vuol dire che potrebbe dire anche la sua. Certo, la classifica in questo momento non è straordinaria, anzi se cortesemente la possiamo rimandare del girone A, appunto del campione d'eccellenza. Questo Mazzara ha 29 punti e lì certo un po' distaccato, però la vittoria di Coppa probabilmente può alimentare ancora sogni di gloria. Sì, secondo me potrebbe anche inserirsi
nella lotta ai playoff, però ripeto, come diceva il direttore, San Cataldo e Gela sono due ottime piazze. Una spanna sopra tutti, no? Secondo me sarà un campionato al photo finish, se la giocheranno San Cataldo. Fino all'ultimo. Sì, sì. Al photo finish che sicuramente permetterà probabilmente a due centri importanti, Gela e San Cataldo, di aspirare, di andare bene anche nel campionato interregionale. Dimmi Carmelo. Per completare il ragionamento sul girone A, va detto che questa è stata la settimana anche in cui le prodezze dei calciatori del girone A hanno fatto il giro del web, partendo dal gol di Bonarrigo della settimana scorsa, un gol stupendo che ha fatto il giro del gol, è arrivato anche su Gazzetta.it, e lo stesso vale per le parate del portiere del Mussomeli, Ilardi, che è stato stratosferico, anche lui svariate visualizzazioni su YouTube, anche per lui la vetrina di testate importanti, quindi comunque oggi il web consente anche di avere una vetrina per i campionati dilettantistici, devo dire poi calciatori di talento in entrambi i gironi, e in quello occidentale ce ne sono veramente tanti. Insomma, Ilardi e Bonarrigo, insomma, sono tra i tanti protagonisti di questo campionato. Allora, Bonaffini anche, certo. Adesso vediamo il girone B e qui insomma avremo di che parlare. Adesso col direttore Mignemi adesso ci divertiamo. Abbiamo atteso tanto, adesso ci divertiamo. Allora il girone B è giunto alla sua quinta giornata di ritorno, abbiamo i risultati insieme alla nostra Jenny. A te Jenny. Forza Calcio Messina, AC Reale 2-3. Sporting Via Grande, Atletico Catania 1-1. Sicula Leonzio, Modica 3-1. Città di Rosolini, Rocca di Caprileone 1-1. Catania San Pio X, Sport Club Palazzolo 1-1. Orlandina, Sporting Taormina 0-4. Igea Virtus, Milazzo 1-0. Giarre Troina 2-0. Allora in classifica l'Igea Virtus, vittoria importantissima che permette ancora alla squadra di essere leader di questo girone. Guardiamo la classifica insieme a Jenny. Igea Virtus 45, Rocca di Caprileone 41, AC Reale 40, Sicula Leonzio 40, Sporting Taormina 38, Troina 34, Palazzolo 31, Giarre 30, Milazzo 27, Catania San Pio X, Rosolini 25, Sporting Via Grande 23, Modica Messina 12, Atletico Catania 11, Orlandina 6. Allora adesso guardiamo il prossimo turno, si giocherà naturalmente domenica prossima, questi gli incontri: Milazzo Catania San Pio X, Sporting Taormina Città di Rosolini, Palazzolo Forza Calcio Messina, Rocca di Caprileone Giarre, Modica Igea Virtus, Aciriale Orlandina, Atletico Catania Sicula Leonzio ed infine si chiuderà con Troina Sporting Via Grande. Da dove incominciamo Carmelo? Oggi c'è l'imbarazzo della scelta. Incominciamo dall'Igea Virtus che con un rigore del solito Cannavò conquista altri 3 punti nel sentitissimo derby con il Milazzo, che anche oggi gioca una gran partita, dimostra come la vittoria della settimana scorsa contro la Leonzio del nostro direttore Davide Mignemi non è stata casuale. Il Milazzo è una squadra in salute, ha tenuto testa alla capolista, però insomma in questo momento l'Igea ha quel quid in più che gli consente di vincere anche le partite più complicate. Un'altra squadra in salute, nonostante in tanti l'avessimo già data per spacciata, squadra che non ha valori tecnici esaltanti ma che comunque si sta difendendo con le unghie e con i denti, il Forza Calcio Messina. Ieri la Cireale al Celeste ha faticato non poco, solamente un gol di Zappalà pochissimi minuti dalla fine ha consentito ai Granata di Reciti di conquistare 3 punti. Frena invece Rocca di Caprileone 1-1 a Rosolini, si riprende la Sicula Leonzio che supera agevolmente il Modica, avversario alla portata, ma dopo Milazzo non era facile la reazione per la formazione bianconera. Comoda anche lo Sporting Taormina che vince 0-4 a Capodorlando. Allora, una classifica che vede in testa, abbiamo detto, l'Igea Virtus, Rocca di Caprileone con 41 punti, la Ciriale con 40, Sicula Leonzio con 40.
le voci dicevano di una crisi. Qualche risultato qualche domenica fa ha fatto pensare alla crisi, però vedo che insomma da parte vostra invece c'è serenità, tranquillità, siete ancora in corsa, nulla è perduto. Confermiamo questa vostra ipotesi. Ma come si può parlare di crisi di una squadra che è neopromossa in questo campionato e dalla prima giornata è prima, seconda e terza in questo campionato? Come si può parlare di crisi di una squadra che dall'inizio del campionato ha la migliore difesa assieme a quella di Ligia Virtus? Ed è vero, i numeri come si può parlare di crisi favore di una squadra che dall'inizio del campionato sta facendo un campionato eccelso sotto tutti i punti di vista? Non credo che queste siano delle voci giuste. Forse noi, perché lavoriamo sempre sotto traccia, perché non diamo l'idea di essere una società che parla sempre ma fa tanto lavoro, e la dimostrazione nei fatti. Andatevi a guardare i numeri di questa società. Da 3 anni non è scesa mai sotto il terzo posto. È vero. Da 2 anni domina i campionati, è arrivata in eccellenza e sta dominando anche i primi posti del campionato di eccellenza. Avete anche tra l'altro 3 punti di penalizzazione che quest'ora vi avrebbero potuto... Non ne voglio nemmeno parlare, perché non voglio dare spazio a questo, anche se la classifica la vedete bene, con questi 3 punti noi dove eravamo. Beh, eravate secondi, assolutamente. Assolutamente, certo. Quindi detto questo, insomma, un po' inizia a darmi fastidio questo atteggiamento. Le aspettative, perché voi avete alle spalle una società importante, perché siete ambiziosi, verissimo. perché avete allestito una squadra di tutto rispetto. È verissimo. Quindi, quando andate a perdere a Milazzo è chiaro che l'opinione pubblica si interroga. È chiaro che quando perdete in casa con la San Pio X qualche campanello d'allarme si accende. Ma ti posso dire che noi anche il primo anno, mi ricordo che questa non è polemica, noi stiamo raccontando i fatti, infatti stiamo parlando con tranquillità. Assolutamente. Noi mi ricordo che anche il campionato di promozione abbiamo perso con l'Atletico Petare in casa, eppure abbiamo vinto il campionato. E poi avete vinto il campionato. Io dico che comunque, perché molti magari dimenticano, Ligia Virtus è una squadra che l'anno scorso faceva il campionato di eccellenza, noi siamo neopromossi. Ligia Virtus è una squadra che ha 7/11 dell'anno scorso il campionato di eccellenza, non di promozione, una squadra collaudata. I vari Cannavò, i vari Sgro, che voi non voi, l'opinione pubblica cerca di dimenticare, sono giocatori assieme a Cardia, assieme a Dell'Oglio, che hanno fatto sempre campionati ma anche Serie la vostra cosa comunque di qualità. Assolutamente, noi non siamo da meno, ma sicuramente infatti, come noi ci sono altre squadre. Rocca di Capriglione, che è seconda in classifica, vanta giocatori come Dane, che ha fatto più di 100 presenze ai professionisti, Mento ha 2 campionati di Serie C, insomma, certo. Biondo ha fatto 3 campionati di Serie D col Messina, non con una squadra qualsiasi. La Ciriali invece? La Ciriali è una squadra che dal 2013-2014 cerca di avere il salto in Serie D e non ci riesce. Ora io dico, perché la Leonzio, che è neopromossa in questo campionato, debba arrivare per forza prima in questo campionato? Ci sono sempre i playoff, giustamente. Assolutamente, ma ancora il campionato è lungo. Invece volevo chiederti sullo Sporting Taormina, insomma, a detta di molti, bel calcio, qualche punto in meno in classifica rispetto a quello che magari poteva essere, a dimostrazione che comunque il lavoro di Coppa è, credo, molto molto importante. Lo Sporting Taormina è una gran bella squadra. Che ci sta dietro e quindi avvalora ancora di più il nostro lavoro. Un lavoro certosino. Neopromossa anche loro. Certo, un'altra bella realtà, certo, che noi rispettiamo. Davide, a proposito di mercato, visto che per il discorso dei professionisti siamo in tempo di mercato, a dicembre Fabio Sciacca è stata una trattativa, una suggestione, un sogno, se ne è parlato tanto, poi non... È vero, questa cosa di Fabio Sciacca la vogliamo chiarire un pochettino? È stata una suggestione. Fabio Sciacca è molto amico del nostro presidente, è stata più che altro una cosa buttata lì, ma non c'è mai stata una vera e propria Può incidere il fatto che non è ancora al 100%, l'infortunio ancora, insomma, che si trascina da qualche anno, ha ridimensionato purtroppo le qualità di questo ragazzo? Sicuramente il valore del giocatore non si scopre adesso, peraltro sulle sue condizioni io non mi pronuncio perché non so bene quello che è successo, ma noi siamo contentissimi di tutta la rosa che abbiamo a disposizione, siamo arcicontenti di quello che siamo come società, perché
non si parla solo di un presidente, ma abbiamo Arturo Barbagallo che è un direttore generale, abbiamo Roberto Casale che è un team manager, c'è la mia figura, tante figure, un ufficio stampa, c'è un po' tutto quello che contorna la sicura Leonzi. Avvalorando appunto l'idea di una società di una grande qualità. Certo, parlando di società, andando sull'aspetto tecnico, abbiamo un allenatore che sta facendo un ottimo lavoro e che sta rispettando in pieno quelli che sono i programmi societari, e per ultimo, ma in primis, per me c'è il lavoro dei giocatori che si stanno dimostrando, oltre che dei giocatori di valore, e la classifica lo dimostra, anche degli uomini assolutamente impeccabili. Benissimo. Alfio Barbagallo, si parlava di qualcosa in famiglia, papà, insomma, con la dirigenza della Leonzio. Intermedio organizzazione. Sappiamo benissimo insomma l'esperienza straordinaria di tuo padre. Il più grande conoscitore delle carte federali. Il più grande conoscitore delle carte federali, è vero. E temo insomma che nessuno ci possa smentire. Assolutamente. Guardando la classifica, il passo falso del Troina oggi a Giarre forse ha probabilmente ridimensionato la squadra di Pagana. Sei d'accordo? Se lo dobbiamo chiamare passo falso, perché non è facile andare a vincere a Giarre. Ma il Giarre però era sotto di qualche punto, no? Però il Giarre... Invece, a proposito di Giarre, che è un ambiente che tra l'altro papà Arturo conosce bene, il presidente Di Martino già si è allargato, che punta ai playoff dopo questa vittoria pesante. Ma se secondo però 2 voi settimane fa si stava dimettendo, c'è una cosa che non riesco a capire. Ci ha ripensato, adesso punta ai playoff. No, magari un giro sui nostri ospiti, se il Giarre può reinserirsi nella corsa. È vero, iniziamo con Alfio. Secondo te? Allora, per me... Adesso in classifica c'ha 30 punti il Giarre. Sì, ma se guardiamo la classifica, IGA, Rocca, Acireale e Sicola Leonzi sono la squadra che andranno a comporre la prima classifica e le altre 3 posizioni dei playoff. Secondo me poi il discorso può essere fra Taormina e Troina. Giarre distaccato e fuori casa difficilmente porta punti. È vero. Presidente, invece lei come vede la situazione del Giarre? È d'accordo che è difficile che possa ritornare nella zona playoff? 2 vittorie di seguito fanno tanto, È difficile, purtroppo è cambiato qualcosa, però troppo tardi secondo me. 8 punti a questo punto del campionato sono un po' tanti, quindi secondo me per i playoff, come ha detto il mister, i giochi già sono... Nei playout invece, guardando la classifica, l'Atletico Catania oggi ha sofferto un po' a Via Grande, l'ascesa, la risalita è sempre molto difficile, insomma si sta cercando disperatamente di recuperare un girone d'andata disperato, però purtroppo poi i punti sono sempre quelli e si vince poco sotto questo punto di vista. Onestamente dopo quella rivoluzione ci si aspettava di più? Sì, onestamente sì, pensavo qualche punticino in più magari... Il cambio di rotta che si aspettava secondo me non c'è stato. Non c'è stato. Il problema secondo me dell'Atletico, oltre che l'Atletico non sta facendo i punti che doveva fare, ma né Modica né Forza Calcio stanno crollando come invece pensavamo a dicembre a chiusura del mercato. Il Modica oggi contro la Leonzio, anche per la differenza dei valori, ha fatto grandissima fatica. Il Forza Calcio invece è più vivo che mai. Ultima battuta la voglio fare con il direttore, perché ad esempio la settimana prossima, guarda caso, incontrerete l'Atletico Catania. Che dici, sarà un'altra partita difficilissima, come tutte di questo campionato, che è un campionato difficile. Loro sono all'acqua alla gola, praticamente, acqua alla gola, devono per forza far punti. Però quindi... sappiamo benissimo quello che hanno fatto a dicembre e gli sforzi da tutti i punti di vista. Io mi occupo della direzione sportiva, quindi conosco benissimo ogni singolo giocatore e ogni caratteristica del giocatore dell'Atletico Catania. So che sarà una partita difficilissima, di cui sarà importante essere al 101% Leonzio, se no non si riuscirà a portare il risultato pieno a casa. Insomma, determinazione a 360 gradi perfettamente con la partita. Dal nostro punto di vista, perché ti parlo dal nostro punto di vista, la determinazione deve essere alla base, come deve essere alla base l'umiltà e il lavoro, che noi ci trasmette sempre il Presidente e che noi ne facciamo tesoro. Poi avete dei tifosi meravigliosi che vi seguono e vi amano, io credo che bisogna fare un plauso a questi tifosi che sono veramente il 12° uomo in campo, spesso e volentieri, importantissimi. Nell'idea che io personalmente ho sempre avuto di calcio, questa componente è una componente fondamentale e importantissima. I tifosi non ci fanno mai mancare il loro sostegno e noi non possiamo fare altro che ringraziarli, perché sono sempre calorosissimi con noi. Bene, bene, bene. Allora ci dobbiamo fermare, salutiamo nel frattempo Carmelo che ha chiuso la sua parentesi con il campionato di eccellenza. Con te non ci rivedremo la settimana prossima, perché so che andrai a vedere il carnevale di Acireale. Non credo proprio, però, insomma, ci rivedremo. Sei un fan di Acireale.
carnevale però. Sono a Cireale un pezzo del mio cuore, però non sono un amante del carnevale. Siamo in due comunque sotto questo punto di vista. Ci rivediamo fra 15 giorni per riparlare di calcio. No, nel caso giustamente bisogna ricordare che noi non andremo in onda noi di penalty proprio perché ci sarà la diretta del carnevale, che non piacerà a noi due ma piacerà a tantissima gente. Jenny, a te piace il carnevale? Ma sì, sì o no? Veramente no. No, va bene, però seguiamolo. 3-0 e palla al centro. 3-0 e palla al centro, ci lanci la pubblicità. Sì, allora. ricordiamo sempre il numero di WhatsApp 336 92 07 27. Torniamo tra qualche istante, pubblicità.